Beh, questa è una nuova sfida per noi, una grande sfida, è passare dal rame ovviamente alla fibra e si consideri che i dati nazionali sono preoccupanti, solo il 14% degli abbonamenti è sopra, diciamo, fino ai 100 megabyte al secondo. Dall'altro c'è da dire che la media europea parla di almeno un 26%, non del 14%, ma di un 26% diciamo, utenti abbonati. La nostra sfida è quella di portarla dappertutto questa banda larga perché è un momento di attrazione, diciamo, dei capitali, di servizio al territorio. Stiamo recuperando, l'Italia sta recuperando una posizione importante nell'ambito anche del confronto con gli altri paesi europei. Il Veneto non fa eccezione, anzi è una regione che ha fatto dei grandissimi passi avanti. Abbiamo circa 454 comuni in questo momento in cui siamo attivi sul totale e arriveremo a circa 563 comuni alla fine del 2026, quando avremo implementato il PNRR. È una rivoluzione che offre grandi vantaggi dal punto di vista dei servizi, di chi può usufruire di servizi digitali, ma che offre anche un grande vantaggio in termini di sostenibilità. Le reti in fibra consumano l'80% in meno di elettricità, consentono come dire, di vivere e di lavorare senza doversi spostare, quindi abbattono anche, come dire, l'impronta di carbonio delle persone, dei movimenti fatti con mezzi tradizionali, e poi ha un grande diciamo, elemento di sostenibilità sociale. Dare a un paese molto piccolo le stesse potenzialità, le stesse possibilità di una grande città vuol dire offrire un campo di gioco un pochino più paritario a tutta la popolazione italiana. Credo che l'impegno che la Regione ha messo nel corso di questi anni sia quello, da un punto di vista dei rapporti con Open Fiber, con il governo, di garantire che questa autostrada digitale venga realizzata. Ma quello che oggi ci interessa di più è far sì che tutti i cittadini veneti abbiano gli strumenti per poi utilizzare questa autostrada. E quindi molte delle cose che abbiamo inserito all'interno di Agenda Digitale 2025 sono proprio verso l'alfabetizzazione digitale, e quindi riuscire a garantire che tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione in futuro dal mondo digitale possa vedere la pluralità dei cittadini veneti capaci di interpretare e di utilizzare gli strumenti che sempre di più dovranno facilitare la nostra vita come cittadini, come imprenditori, e quindi creare quelle condizioni di facilità di accesso che sarà l'obiettivo dei prossimi anni. C'è una grandissima aspettativa da parte dei piccoli comuni, che sono la stragrande maggioranza dei comuni della nostra regione, ma sono comunque comuni dove ci sono amministratori molto attenti a questi temi e sanno che possono fare la differenza, cioè avere interamente la copertura in tutte le zone da parte della fibra vuol dire dare opportunità ulteriori alle attività, ma anche alle nuove forme, come dire, sia di turismo ma anche i nuovi lavori, perché sappiamo sempre più che noi abbiamo tantissime bellezze nella nostra regione, ci sono tantissimi piccoli borghi, luoghi nascosti, abbiamo mare, montagna, laghi, e quindi in questo modo si può davvero superare il gap tecnologico, e per questo noi vogliamo fare sempre più squadra tra amministratori, supportarli anche in quei momenti di difficoltà che potrebbero esserci, perché abbiamo detto tutti oggi che c'è comunque un tema anche di fatica a trovare personale specializzato, e quindi cerchiamo di costruire un pacchetto di supporto che possa un po' trasferirsi in tutti i comuni, soprattutto i piccoli. Finalmente l'Italia sta abbandonando il rame per andare verso la fibra. Questi sono i dati che ci restituisce sia l'osservatorio di Agicom sia l'Ultra Broadband Map, che è uno strumento gratuito messo a disposizione dei cittadini, delle imprese e dell'amministrazione locale per avere la fotografia dettagliata al numero civico dell'arrivo della fibra. Accanto alla rivoluzione infrastrutturale serve però una rivoluzione anche culturale, perché è sempre più necessario spiegare alle famiglie, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche la necessità non solo di avere la fibra ma anche di attivarla. Serviranno sicuramente anche degli interventi normativi per facilitare l'accesso della fibra in casa, e poi bisognerà spiegare ai tanti cittadini la necessità di infrastrutturarsi all'interno delle proprie abitazioni e di non resistere alla fibra. In questo Agicom svolge anche un ruolo fondamentale a tutela dell'utente con i suoi strumenti
come Concilia Web, che consentono anche al singolo cittadino di poter dialogare alla pari con i grandi colossi delle telecomunicazioni. Due temi da approfondire sono emersi in questi giorni. Uno, se abbiamo le risorse per continuare a costruire, e due, se abbiamo la domanda sufficiente. Risorse sono di due tipi: le materie prime, che servono per fisicamente costruire fibra ottica, germanio, il silicio, che non abbiamo in Italia, non abbiamo spesso in Europa e dobbiamo importare da paesi come la Cina e anche la Russia. Il problema delle persone, c'è una carenza di manodopera in tutti i settori. Per quello che riguarda la manodopera, chiamiamola a bassa qualifica, nel senso poi le persone che poi devono fisicamente andare a posare, c'è una carenza che potrebbe rallentare i processi. E poi il terzo elemento è la domanda, cioè bisogna fare in modo che questa domanda potenziale di fibra da parte soprattutto delle imprese diventi una vera domanda espressa, in modo che poi ci sia anche la convenienza economica a mettere la fibra. E quello che emerge da questo incontro, da questa giornata, è la qualità del nostro tessuto produttivo ed economico, ed emerge anche però l'esigenza di infrastrutturare questo territorio in maniera adeguata. Noi abbiamo una grande spinta imprenditoriale, una grande forza imprenditoriale, abbiamo anche una realtà però fatta da minuscole imprese. Il 97% delle nostre aziende ha meno di 9 dipendenti, è un'area di fatto artigianale diffusa, non abbiamo le multinazionali. Queste imprese hanno bisogno di avere infrastrutture digitali che siano all'altezza delle loro esigenze. Il fatto che comunque il Veneto sia sopra la media nazionale per la percentuale di abbonamenti e sia più in linea con l'Europa che con, diciamo, la media nazionale italiana, dà una dimensione di quanto noi crediamo a questo. Ovviamente le imprese sono state il grande motore di promozione di quello che è la fibra e la banda ultralarga e la banda larga. Ovvio è che questo switch dal mondo analogico a quello digitale deve essere fatto ovviamente con rapidità, visto e considerato che il mondo corre. La nostra laguna, i nostri ponti, il nostro passatempo, il nostro forte, la nostra spiaggia, la nostra birra. Obiettivo Birra, la birra nata a Chioggia e prodotta in Italia.